Si pensava di poter fare entrare i cittadini, a questo punto non è possibile. Sicuramente da quello che mi dice il tecnico geologo domani no. Aspettiamo, vediamo, c'è una piccola prospettiva di 2 giornate di non pioggia e quindi vediamo cosa succede. Di certo il discorso è sempre quello, innanzitutto la sicurezza, poi dopo è chiaro che se ci sono altre esigenze cercheremo di risolverle, però non possiamo rischiare la vita di persone né di chi ci aiuta né degli abitanti del luogo. Voi intanto state comunque lavorando per aiutare questi cittadini. Assolutamente, anche oggi abbiamo avuto alcuni incontri, abbiamo fatto assieme al proprietario dell'azienda che c'è qui delle visite su altri capannoni per capire se è possibile trovare una dislocazione diversa. Lo stesso abbiamo fatto con le famiglie, alcune hanno già trovato e deciso la loro soluzione che tutti auspicano sia momentanea ma che comunque orientativamente noi andremo sull'anno di affitto e poi vediamo cosa succede. E quindi sì, stiamo operando anche per le utenze per capire come poter sospendere sia i tributi da pagare sia eventualmente le quote per quanto riguarda acqua, luce e cose di questo genere.